Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal comandante veneziano ragazzi, aspettando NBA di San Antonio, campione del mondo contro i Chicago Bulls, che vogliono ritornare in forma con il grande Rose, l'MVP di qualche stagione fa. Subito fallo di Tim Duncan. Rose dalla linea della carità e il primo va. Secondo, anche il secondo va, 2-0 per Chicago. Vai Tony, la signora Longoria in tribuna a sgrillettarci ragazzi. Tony, madonna, che inizio di merda. Attenzione Rose in faccia a Leonard Scopes. Ed è già 4-0, molto bene. Parker. Duncan, fallo. Vai Tim, l'uomo senza espressioni, Tim Duncan. Mamma mia che brutto libero. Ma la difesa dov'è? Poi si svegliava, porca di quella merda. Subito più 5, ma dai. Parker. Solo rete! Sì, Tim. Tony, Parker. Noi difendiamo bene per favore, ma no così, ma no. Niente, non abbiamo difesa. Vai Parker. Parker si butta e ne fa 2 comodi. Jam Station come Diana Rose. Butler. No, Gioacchino. Finalmente una difesa decente, vediamo se riusciamo a continuarla. No, gli hai regalato un fallo all'ultimo secondo. Primo libero a segno di bava, vai a fare in culo, porco. Che culo però, Mamma mia, dormita di Chicago, meno male. Snell. Dove il tiro impossibile Snell. 10-8. Dai, secondo tempo 10-8 per i Bulls. Vai Miles. No, mamma mia. Day. Poi in campo le seconde linee. Miles. Bravissimo Baines, finta e c'è il fallo. Bravo. Bravo, perfetto. Fallo di Splitter. Mamma mia, ragazzi, quanti falli. Il primo va. Secondo, Mirotic. 2 su 2, niente, non ne sbagliano uno. Tony. Pick and roll perfetto. Tony. Parker. Cerchiamo di difendere bene, cazzo. Defense. No.
non posso non metterle tutte. Meno male che era 2, però non posso non metterle tutte, dai. Ginobili da 3. Ci ho provato, potevo non rischiarla adesso. Eccola là, dai. Però la difesa non può andare via da sola, va bene. Non mi incazzo che è meglio. Parker. Inizio difficile di NBA, tanto che non gioco e si vede. Ginobili. Proprio non ne va. Rose. Prendila, bravo. Vai Parker, vai Parker, vai Parker. Ginobili, metti almeno questa, ma Dio santo. Mamma mia, 0 su 3 scandaloso di Ginobili, vaffanculo, va. Palo del Bailey. Sul rischio il baratro, meno male che l'ha sbagliato. A 12, però con 2 minuti di tempo è veramente dura questo livello di difficoltà. Non giocando da anni poi. Ma dai, ma sfondamento dove? Che a puttana di tua madre, quella merda. Scusate ragazzi, censura e comediale. No, regalo punti così allora. Male. Molto molto male. Top Miles. Meno male che almeno metto questo. Ogni tanto che Chicago vaneggia. Disastro ragazzi, brutto primo tempo, non mi è piaciuto. Rapporto intervallo. Vai Sprint. Vai. Here we go. Vai, sveglia. Eccola là, quindi cominciamo bene il quarto. Dai, per favore. Duncan, dai, mettila. Sfiga. Che faccetta curiosa che ha Tim. Duncan, primo libero, ma vai a fartelo mettere in quel posto. Ma dai, 0 su 2, niente, va bene. Va bene. Dai, che mi stanno graziando, cazzo. Niente, non ne metto più una. Non ne metto più una purtroppo. Fallo di Duncan. Attenzione Dunley. Rose da solo, ma porca. Meno male che è un periodo che stanno sbagliando, che erano veramente un terzo quarto dove non ci sono canestri. Ginobili che ha fatto schifo. Duncan, Dio Cristo! Mettetene una! Bravo Splitter, questo è pesante. Bravo Splitter, finalmente, oh. Butler. Difendiamoci bene. No, da solo. Allora, gli regalo anche DC, vabbè, però li riceva. Non ho parole per descrivere sta merda, veramente. Parker, bravissimo. Meno male che Parker è in vena, almeno lui. Rose. No.
Va bene. Parker. Niente da fare con questo errore veramente. Perdiamo anche questa 2 su 2. Bene, un bel inizio aspettando i miei 2 K15. Sono quegli inizi che ti fanno proprio godere. Relax, come relax. Come non posso sclerare, insomma, dai, l'unica nota positiva. Vai, muovite, porca muovite. 2 minuti è durissima però, Brooks. Ma dai che culo però, mamma mia. Poi mi nervosisco e questi sono i risultati. Stoppata che non serve un cazzo ormai. Recuperano ancora la loro palla. Ah, cagare, Green, dai. Questo gioco fa nervoso però perché a volte sei un po' preimpostato, cioè che non puoi vincere neanche per sbaglio. Dai, mettilo. Evviva. Ma va a cagare, coglione. Ci ho provato, niente da fare. Ancora fallo. Errore, meno male. Invece ormai insomma la partita è andata. Più 10. Bisogna riprendere abbastanza la mano, se no so cazzi. Bravi, dai, finalmente un'azione degna di nota. Ma è troppo tardi ormai. Ma dov'è il fallo? Ma stiamo scherzando. Evviva, ragazzi, l'obiettivo di questa serie è riuscire in pochi minuti a vincere a livello superstar, perché qua Fiori stiamo prendendo solo che bombe. Stiamo prendendo solo che bombe purtroppo. Bello. Ma ripeto, non basta. No. Giochino. Fallo di Duncan. Però si rimettono tutti quanti, non c'è poco da fare. Sempre 2 su 2, ormai il computer ha deciso che devono fare 2 su 2. Da casa sua il Bailey. Bravo. 33 secondi, ragazzi. Anche i premi del mondo crollano. Il Cume parte con un 0 su 2 abbastanza pesante. Abbastanza imbarazzante. Riesco proprio a fermarli, non c'è storia. Parker. Prova il tiro subito. Bravo Parker. Purtroppo manca troppo poco. Fallo, ma tanto la mettono sempre. Rose merda. Eccola là. Si sta provando in tutti i modi il Cume quantomeno di rendere meno amara la sconfitta. Bellinelli. Solo rete! Fallo, noi proviamoci. Snell. E beh, Snell la mette, ragazzi. Più 8, niente da fare, Troppi pochi minuti, il livello troppo difficile per me, soprattutto se non giochi. Miles.
Finisce qua, Chicago 38, San Antonio 30. L'obiettivo di questa serie non è più aspettare NBA, ma cercare di vincere almeno una cazzo di partita. Con 2 minuti o 3 minuti a quarto e livello superstar, ragazzi, il Cube non ce la fa. Contando che non gioco da 4-5 mesi, è veramente dura. Ma ce la farò, la prossima partita sarà Los Angeles Clippers del mio Blake Griffin contro Houston. Ciao! Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.